Eder, Mech, Pallister. Siamo tutti lì che aspettiamo e vediamo quando verrà depositato questo. Ho ricevuto tantissime telefonate da giornalisti, gente che conosco, qua e là, una roba e l'altra, anche del mio avvocato, una roba e l'altra. E non si sa, si pensa proprio a mezzanotte per non creare gli squilibri tra le varie cose emittenti o robe varie, chi prima, chi dopo. Sono passati 3 anni, 2 mesi e rotti giorni. È stato detto di tutto e di più, cioè oggi come oggi c'è solo la procura che ci può dare queste risposte. Cioè, fino adesso non è emerso niente di particolare, solo chiacchiere, varie opinioni, criminologi da tutte le parti, tutti esperti, tutte queste cose. E niente, bisogna aspettare proprio la procura. Io gli inquirenti e anche la procura li ho sentiti, sono stato sentito, ne avevo parlato, però fino adesso non è emerso niente. 25 punti. Bisogna vedere cosa verrà fuori di questo. È passato più di un anno da quando noi ci siamo opposti, come tutti gli altri, penso, i familiari, tutti quanti, ci siamo opposti al fatto del suicidio. E veramente io conoscevo Liliana a fondo, proprio ho 32 anni insieme, perciò non ho mai avuto visione di magari di malessere, di qualcosa che potesse. Anzi, era una donna equilibrata, lei lavorava in regione, era capo ufficio, era quella che organizzava i vari spostamenti, le varie cose. Quello che sconvolge è proprio questo signore che è venuto fuori, che erano amanti, queste cose. Ma sono cose che pensa lui, che dice lui, cioè non ci sono riscontri, non c'è niente, nessuno che può dire effettivamente di questo, non ci sono foto, non ci sono cose. Io non voglio, per carità, però il comportamento di questo signore che dice, certe affermazioni, sai, qua e là, con le mani si possono fare tante cose, e che la cantina, e che noi facciamo un Decamerone, cioè sono state dette queste cose qua. Io mi dico a tutte quelle persone che ci stanno guardando in questo momento, cioè provate a mettervi nei miei panni in quei giorni là, che veramente. E comunque io ringrazio gli inquirenti che mi hanno aiutato tantissimo, perché io in quei momenti là ero talmente distrutto, talmente fuori di testa, ma anche fisicamente, che loro mi sono stati vicino. Questo devo ringraziare gli inquirenti della Questura di Trieste. Aspettiamo dalla procura, cioè le domande sono giuste, però non sono io mi dico cosa è successo, io mi domando cosa è successo. Il suicidio è una cosa dirompente, perché comunque ti distrugge sia dentro, perché dici mia moglie si è suicidata, evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato, sono cose che vengono dette da questo signore e sono le sue verità. Dopo che siano vere, che non siano vere, non lo so. Non credo che Liliana avesse una relazione, qualcosa con questo signore, che avesse noi abbiamo aiutato tantissime persone. Mi ricordo Aldo, un mio amico che comunque aveva grandi difficoltà. Io e Liliana andavamo una volta al mese a pulirgli la casa, a portare via la spazzatura, queste robe qua. Noi abbiamo aiutato tante persone. Liliana evidentemente si è trovato con questo magari vecchia storia, questa amicizia, era presidente del marathon, dove lei faceva le maratone, i 100 chilometri, faceva tutta una serie di sport incredibili. E si era magari affezionata a questo signore. Gli faceva quella foto che vedi col coso dei Bersaglieri, questa qua, l'unica foto che c'è assieme a Sterpin, cioè veramente incredibile. E se quella mattina Liliana ti diceva che ti avrebbe lasciato? No, non posso credere, non posso accettare questo. Questa è una cosa che non rientra in Liliana, non la conosco, non esiste. È una cosa che io me la porto sempre da quando facevo il fotoreporter,
questo modo mio di essere invisibile, no? Tante volte facevo reportage qua e là, mi diceva ma c'eri a fare le foto tu? Io ero così e questo io ho insegnato a Liliana, vogliamo vivere la nostra vita in pace senza nessuno che ti rompe le palle qua e là, una roba e l'altra, dobbiamo essere invisibili e questo l'abbiamo fatto. Lui dice, ho operato qua e là, però con le mani possono fare tante cose. Ma non è vergognoso questo? Ma come si permette sto personona qua? E Liliana, conoscendo questa persona, non mai avrebbe andato a vivere con lui. I sospetti, io mi domando come una persona, parliamo di Sterpin, la mattina del 5 dicembre, del 5 gennaio 2022 si presenta in questura dicendo guardate, andate a vedere là, perché là non avete guardato. Cioè, a me, quando io l'ho sentito la prima volta, ho cominciato a tremare. Ho cominciato a tremare. I messaggi tra Claudio e Liliana ci sono. Assolutamente, guarda, non è vero quello che sta dicendo, perché i telefoni erano lì, la polizia è venuta lì, hanno controllato dappertutto e i telefoni erano lì. Se li volevano portarsi lì via, se li portavano. Che comunque la procura ha visionato. Cioè io a queste cose qua non rispondo, nel senso che c'è la procura che... Se la questura è venuta lì, cosa devo portarli in questura? Hanno portate via. Quanto tempo dopo hanno portato via? Qual è il problema? Io dico, di tutte queste cose qua, la procura è già a conoscenza, gli inquirenti sono già a conoscenza. Io non devo rispondere a uno o l'altro su queste cose qua. Però loro sono venuti in casa, hanno visionato tutta la casa. Io non posso sapere, ma non è questione di ci ho pensato. Probabilmente, adesso non ricordo esattamente, però probabilmente le avrò detto, guarda, loro hanno visto i telefoni di Liliana. Si parlava di allontanamento volontario e questo l'hanno detto loro, cioè una donna scomparsa. Io che andavo in questura quasi ogni giorno a dire ma scusate ci sono novità e noi stiamo facendo delle ricerche, delle cose. Evidentemente si tratta per adesso di allontanamento volontario. Non era il mio atteggiamento questo, io mi sono adeguato a quello che la questura, però erano momenti diversi, cioè io ho sempre detto, guardate che io quei primi mesi veramente ero fuori con la testa, cioè io sono stato aiutato dalla questura, l'ho sempre detto, proprio per anche ricostruire determinate cose. Io già quella sera lì, quando sono andato in questura a fare questa denuncia, io pensavo di impazzire perché non credevo a quello che mi stava succedendo e così nei giorni successivi e appunto questo mio andare in questura a chiedere ci sono novità, c'è qualcosa e noi stiamo valutando, stiamo guardando, siamo comunque di fronte a un allontanamento volontario. Con uno stratagemma devo portare un regalo, qualcosa. Si sono sentiti con Salvo, vengono a casa mia e cominciano a girare, poi alle 7 di sera mi fanno Sebastiano, bisogna andare in questura a denunciare, e dico alle 7 di sera, capisci? Allora, e poi vengo a scoprire dopo settimane dopo, che loro erano a conoscenza che Liliana era scomparsa. E perché non me l'hanno detto? Potevano dirmelo. È importantissimo, certo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.